Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio: dramma a Lampedusa dove 2 migranti arrivati su un barchino dalla Libia hanno perso la vita. Uno è stato trovato morto sulla spiaggia di Isola dei Conigli, l'altro è deceduto al poliambulatorio dove era stato trasportato d'urgenza. Pare che entrambi siano morti per ipotermia. Il Presidente della Regione Renato Schifani, sentito dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite legate al sistema dei rifiuti in Sicilia, ha affermato che il settore è permeato dalla criminalità organizzata. Schifani ha però sottolineato come il ciclo di conferimento dei rifiuti sarà più efficiente e controllato grazie alla prossima realizzazione dei termovalorizzatori a Palermo e Catania. Visita dell'assessore alla sanità Daniela Faraoni e del neocommissario straordinario dell'ospedale Villa Sofia di Palermo Alessandro Mazzara al pronto soccorso della struttura. Nel corso della visita sono stati pianificati e attivati una serie di primi interventi urgenti migliorativi finalizzati a garantire comfort e ottimizzare l'assistenza ai pazienti in barella in attesa di triage. 8 adolescenti di età compresa fra i 14 e i 16 anni sono stati denunciati per violazione di domicilio e lesioni personali. Sarebbero gli autori di una spedizione punitiva messa in atto facendo irruzione di notte in un appartamento di Casteltermini nell'Agrigentino dove avrebbero picchiato a calci e pugni 3 coetanei. E chiudiamo con il meteo. Nelle prossime ore peggioreranno le condizioni atmosferiche sulla Sicilia con cieli nuvolosi e piogge anche copiose su tutto il territorio regionale. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per le province di Catania, Messina, Siracusa, Palermo e Trapani. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.